La Walt Disney presenta Worship alla signorina Olivia, moglie di Braccio di Ferro. Braccio di Ferro! Ah no, Braccio di Ferro, sanno rubato l'accendino! Ah! Ma ne metto un ship! Olivia, ma che stai dicendo lì? Chi è sto potente che ti ha fatto uscire? Spera e poi dammi spinaci con spezzi di pane. Oh, è stata stravato rosa, Braccio di Ferro, ma hanno combinato! Wow! Era uno piccinino! Vieni conmigo, Olivia, via, ma come sta padroso, tenga il bolso Yogi che comanda tutta la zona dell'uomo, aspetta. Yogi, vieni a casa, sì, non ha fatto uscire la moglie, ma lascia fare pezzettino. Braccio di Ferro, non ti preoccupare, ma mo beghie. Ma mi hanno a chiamare chi lo fa tante paperine. Non saluvate proprio vice fa si cosa. Oh, Yogi, Olivia, levi da mezzo, Oh, Braccio di Ferro, mette paura! Vuota la pistola! Ma quale pistola, Olivia? Io spezzi in due parti, io spezzo. Paperi, caccio l'accettine e non ti permettere più. Dancinin, dancamuni mamma, dancinin. Insieme con pagasse, non vuole mi caccio si pensa, che il sega si abbancia bumbra. Un dancinin, dancamuni mamma, dancinin, un dossandin. Ja, caccio l'accettine, paperino. Oh, non dancinin, no, mi stai scansando bene, ma neanche la miseria, ma figli sotto. Oh, Braccio di Ferro! La polizia. Aspetta, ti chiamo di volta, ma neanche E chi è stato? Chi è stupato? Non ti arrestano, non devo andare a Panaluca. Maninette, non vi muovete, andiamo con noi a questura. Olio, chi che sta fiendo, non ho capito. Acchiappa paperine e portiamo tutti quanti a questura. Olio, stanno all'uovo, vizi. 10 giorni dopo, in tribunale, il giudice, Corte di Assisi, Aldo Biscardi. Amici amici della questura, la corte entra in sala perché abbiamo gli imputati, qua c'è un Max Blitz, c'è Corrado, lei vendeva il fumo a tutti questi personaggi che sono venuti questa sera in questa camera. Ma non parlare ai miei fratelli con un sancinino, prima volta che mi dette una roba, mi dette non mi ricordo. Attenzione, guarda Corrado, perché io ho i testimoni, ho con me l'onorevole Andreotta. Andreotta, lei cosa può confermare? Ma mia, pure i figli miei, io oggi mi una steak e basta. Ma noi sappiamo che lei fa abuso di questa cosa. Ma pure i figli miei. Ma lei con chi stava quel giorno? Ti scuono. Lei con chi stava? Ti scuono, non parlare mi fanno. No, lei ci deve dire con chi stava quel giorno quando è andato a comprare da Corrado. Pozzi vicino. Lo può dire apertamente perché è diritto suo. Stiamo con Pietro De Vita. Signor Pietro De Vica, intervenga gentilmente, venga in aula. Per cortesia, silenzio sempre in aula. Mamma mia, una parola, mamma mia. Signor De Vica, non ho capito lei cosa ha da dire perché non si capisce una parola di quello che dice. La prima cosa, una parola. Facciamo una cosa, signor De Vica, gentilmente, il difensore del signor De Vica, signor Troisi, avvocato Troisi, venga a difendere il suo difesa. Guarda, si calma, prima cosa, perché vi sbatti di vicino? Ma il suo assistito non si capisce una parola, gentilmente. Cosa... No, ma è cagagli, mica. Avvocato Troisi, gentilmente, difenda il suo assistito e andiamo avanti, perché qua dobbiamo essere brevemente. Ah, già essere breve? Certamente. Che vuoi? Ci deve raccontare come mai, cosa ha da dire da difendere a questo suo assistito. Ma che da difendere, capuriaggio? Tu cosa mi si cavò? Che cosa anche lei? Che cosa? Ci parli chiaro, avvocato. Prima che facevo fatto un difensore,
Pure ci ho fatto inutile perché che Ah, vabbè, ma lei non può dire queste cose in aula perché io lo posso fare arrestare. E con chi l'ha fatto questa situazione? Ma a te che ti fotti, scusa? Ci deve dire lei con chi, dove è andata a comprare. Oh, posso dire? Certamente. Cioè, se Lei è un uomo di legge. Se mi è una certa chiamata Edoardo. Edoardo, chi è questo Edoardo? Gentilmente se ce l'abbiamo. In Max Blitz ci sono tante persone implicate in questa cosa. Edoardo, chi è? Ah, il signor De Filippo, è lei, Edoardo. Ma come lei un giorno ha venduto a questo avvocato Troisi? Cosa gli ha venduto? Sia breve, gentilmente, e ci faccia sapere. Sì, ma che state facendo no? Proprio. Io e tu bordello ci retta una stecchitella, Io perché mi appiccicato con mia moglie, con gente, ma quando mi posto non ho parlato, mio papà non sa niente di queste cose con mio marito. Mi dispiace di lei che è una signora Pupella. Come mai lei, anche lei, è coinvolto in questa situazione? Ma no, perché stai visto che vengo a parlare, mio papà sta mia Tina Pica. Ma la chiama, va di. Titina, la signora Tina Pica intervenga e silenzio in aula per cortesia perché dobbiamo chiudere brevemente. Il Max Blitz avrà luogo per tanti anni. Basta l'ora che gente è merda, gente dichiarata, anime frate, ma non sa perché basta l'ora. E tutto blocco mi ha fatto una tirata di fumo. Signora Tina Pica, ma lei si dovrebbe vergognare per l'età che ha. Signora Tina Pica, lei si deve vergognare. Lei con Patrizio Olivo l'hanno scoperto perché abbiamo i fonogrammi e le fotografie. Ma cosa sente Patrizia? Anzi, ma vogliamo Patrizia! Ma non viene, veramente, capitano! Ma che è capitato? Lei sul ring l'hanno vista e l'hanno fotografata, l'hanno vista un pochettino sobbalzata. Non era nella sua normalità. Ma guarda, veramente è successo. E basta. Ma come è successo? Non niente, stavo con Lino Crispo. Tu, Lino Crispo, anche lui coinvolto con questa età. Crispo, venga qui, silenzio in aula per cortesia. Maro, ecco senti me, ma andiamo i figli miei che schi, o sono usarci lì, Maro, ma chi mi canta? Ma lei si deve vergognare, signor Crispo, anche lei, l'età che c'ha lei. Ma come mai, come si permette lei a fare un fatto simile e poi a giudicare, a dire? Che è bello a parlare vostro no? Ma lei sta calunniando delle persone. Lei... Ma aspetta un po'. Cosa c'è? Aspetta un po', che pure la facciata non mi ricordo un po'. Io sono il giudice Biscardino. Aspetta, i dati visto a Piazza Bellì? A me mi hai visto a Piazza Bellì, ma... Quando benefici tu? Aspetta, ma tu venivi tu pezzi te? Oh, silenzio in aula! Ma quale silenzio? Mi ritiro per deliberare! Mi ritiro per deliberare! Ma quale silenzio? 2 ore dopo. Entra la corte d'assise di Siracusa, visto l'articolo 824 di Caldo, Biscardino e tutti questi fatienti in merda che sono convenuti questa sera in aula dall'ergastolo, incominciando da Olive, Paperino, Braccio di Ferro, tutto riesce a preso, anche Stan Laurelli e Oliverardo perché anche loro sono coinvolti. Allora lei conferma con me, pubblico ministero Adriana Celentano, lei ha confermato con me la situazione. Direi che su tutti gente di immondizia, ma manna pucciariola. Vabbè, tutti quanti appoggiano. Ma come merda, come schifo, non vuoi figli miei? Dica a me merda. Olio mio, perché mi ha cantato per me olio? Magnaccio per tu, che chi tu giudici lo snega per te. A me, la parola mia, schifo poi. Ma non c'è mica, pure mi mancano nel schifo dentro me, dai. Ah, prato di vecchio hanno creato una cantata. Io spero pure a me mi ha cantato. C'è stato un putente in mezzo che pure a me mi ha cantato, no?